Viticoltura, turismo e comunità locale. Oggi saranno questi alcuni degli aspetti che andrete a toccare nel convegno. Che tipo di legame dovrà instaurarsi tra questi tre ambiti? Ma c'è stato e c'è ancora un problema di fondo importantissimo nel nostro territorio, che è nato da quella che è l'espansione della viticoltura nel nostro territorio. Sappiamo benissimo che è un territorio legato tra parte agricola e parte urbana, e quindi sono sollevate delle problematiche dal punto di vista della cittadinanza, sulle perplessità, sulla salubrità del territorio e della salute stessa delle persone. Dall'altra parte abbiamo avuto la volontà e il diritto rivendicato dagli agricoltori di fare impresa. Ecco perché oggi noi siamo qui per sentire i risultati di questo progetto voluto dal GAL Alta Marca, che nella costruzione del piano di sviluppo locale l'ha voluto inserire questa misura, che è la misura 16, è una misura innovativa del PSR. Non è stato facile, non è stato semplice, ma siamo arrivati a un risultato e credo che oggi sentiremo anche delle cose importanti che aiuteranno senz'altro a risolvere questo grave problema. Una volta sentiti questi risultati di questa prima fase di analisi, quali saranno le prossime tappe? Ma in base alle analisi poi naturalmente che saranno divulgate alla cittadinanza, e questo è importante perché c'è questo sospetto di fondo sotto che sembra che l'agricoltura inquini e quindi crea problemi di salute, ma questo sarà anche dimostrato che probabilmente non è così. E quindi ci saranno poi anche delle conseguenze pratiche anche dal punto di vista culturale, ma che già sono in atto, perché vorrei ricordare che il Consorzio della DOCG ha già emanato un suo protocollo proprio per trattare e per riguardare la salute ambientale e territoriale, e su questa strada si continuerà a lavorare proprio in base a questi risultati che usciranno oggi. Quali saranno i punti fondamentali o comunque le tematiche che andrete a toccare con col convegno di oggi pomeriggio? Oggi l'intenzione era quella anche di mettere in discussione quello che è il rapporto fra produttori e cittadinanza, nel senso che vogliamo capire quali siano gli umori, quali siano anche le paure che sono create in questi anni, per cercare di spiegare, di far capire che in primis noi viticoltori vogliamo rispetto dell'ambiente, rispetto del territorio e chiaramente anche del cittadino. Perciò questa era la nostra intenzione, anche per metterci in discussione e far capire che non vogliamo nascondere nulla, ma invece i problemi li vogliamo tirare fuori e li vogliamo anche possibilmente risolvere. Alla luce dei 2 anni di pandemia, secondo lei la viticoltura dovrà cambiare o evolversi in qualche maniera e in che modo? Ma diciamo che la pandemia in questo senso non ha modificato gli assetti, perché comunque quello che si deve fare si fa, e quello che invece è un percorso che abbiamo iniziato da qualche anno, ancora prima della pandemia, è su rispetto dell'ambiente, con quelle certificazioni SQNPI che sono sicuramente molto attente e virtuose in questo senso. Si va a usare meno prodotti antiparassitari, meno acqua, tutto quello che serve appunto per cercare di rispettare quello che è il territorio. Perciò noi questo percorso l'abbiamo iniziato qualche anno fa, vedo che ormai tantissime aziende la stanno intraprendendo, non solo nel mondo Condiretti ma anche altri, anche le cantine sociali stanno imponendo questa certificazione ai propri soci, perciò credo che si va veramente verso una sostenibilità vera e non a parole.